Cristina Disinti, i numeri di questo Salone dell'Orientamento Student Day 2018 sono di particolare soddisfazione per l'Ateneo Friulano. Assolutamente, quest'anno abbiamo raggiunto oltre 5.000 adesioni sia dei gruppi scuola che si iscrivono direttamente tramite le scuole sia dei singoli studenti. In particolare molto apprezzate le attività che abbiamo inserito in programma come le simulazioni dei test di ammissioni e i lab time, dei momenti per approfondire le attività dei vari corsi di laurea e capire meglio come funziona l'università. Laura Rizzi, l'originalità e quindi i tratti distintivi di questa edizione 2018 quali sono? Abbiamo cercato di portare delle novità, le novità stanno nell'hashtag che è diciamo una sorta di punto di richiamo e invitiamo gli studenti a cercarli perché gli vengono indicate le novità formative nei servizi che verranno offerte prossimamente dall'Ateneo di Udine. Un'altra grande novità è la possibilità di avere già indicazione delle date dei test ammissione, alcune già confermate, alcune da confermare, ma un calendario è già stato definito, quindi i ragazzi possono in qualche modo organizzarsi. Manuela Croato, come si inserisce lo Student Day nell'ambito di tutte le attività di promozione che l'Università di Udine rivolge all'esterno, in particolare alle scuole, agli studenti, alle famiglie? Lo Student Day è la vetrina dell'università, qui oggi i ragazzi possono trovare tutta l'offerta didattica raccontata, possono parlare con studenti che frequentano i corsi a cui loro vorrebbero iscriversi, quindi questa è la vetrina più importante. Durante tutto l'anno però l'ufficio orientamento va nelle scuole, incontra famiglie, incontra le persone che sono interessate e in più ci sono tutta una serie di attività di promozione sui social network, attraverso tutta una serie di altri canali che l'università presidia in modo da essere sempre a disposizione degli studenti e fornire le informazioni che possono essere ritenute utili in qualsiasi momento dell'anno. Per cui noi ci siamo sempre, non soltanto in occasione dello Student Day, diciamo che in occasione dello Student Day ci siamo tutti e siamo tutti a disposizione di tutti.